E con il battito animale di Raffa apriamo questa settimana. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che sovrintende alle nostre operazioni dalla cabina di regia. E allora questa mattina parleremo di un po' di argomenti di interesse soprattutto tarantino. Ci collegheremo nel corso della puntata con il consigliere comunale Mirko Di Bello, con il presidente dell'Associazione Nobilissima Taranto Nello Di Gregorio e con il segretario della FIALS Emiliano Messina. Perché questi collegamenti? Di Bello e De Gregorio perché ci sono, come ormai da un po' di tempo a questa parte, un po' di perplessità, di dubbi e anche di preoccupazioni per i cantieri e per ciò che stanno comportando dal punto di vista della mobilità. Soprattutto ci riferiamo ai cantieri della BRT e quindi parleremo delle difficoltà che si stanno incontrando e anche delle preoccupazioni, come dicevo prima, in diverse zone della città. Lo faremo appunto con Di Bello e De Gregorio. Emiliano Messina perché oggi pomeriggio c'è la manifestazione dei lavoratori Sanità Service dopo le polemiche e anche le inchieste di questi ultimi mesi sulla vicenda degli accessi anomali, e allora c'è il timore che questi servizi vengano privatizzati. E allora ascolteremo da Messina, che è appunto il segretario del sindacato che si occupa della sanità, di ambito sanitario, quali sono le preoccupazioni dei lavoratori. Ma vedremo cosa è successo nella giornata di ieri a Taranto con una serie di iniziative davvero pregevoli, la pulizia della costa di Cimino da parte di volontari arrivati un po' da tutta Europa, se non addirittura da tutto il mondo, perché sentiremo, ci sono belle sorprese. Poi parleremo di iniziative di grande valenza per quanto riguarda l'inclusività sociale. C'è stata un'iniziativa sull'autismo a Statte e vedremo altre cose che sono accadute in queste ultime ore in città. Ma adesso, innanzitutto, vediamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon lunedì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci guidano con i loro consigli in questo inizio di una nuova settimana. Ariete, in campo sentimentale serve più leggerezza. Chi ha una relazione può riprendere in mano dei progetti insieme alla persona amata ed essere finalmente felice. La giornata di lavoro può risultare un po' pesante. Toro, in questo momento è necessario evitare i conflitti. I cuori solitari non hanno paura di sperimentare delle nuove idee per il futuro. In ambito lavorativo è importante cercare soluzioni diplomatiche. Gemelli, chi è solo da tempo deve seguire le proprie intuizioni se vuole riuscire ad essere soddisfatto. Insieme alla dolce metà è possibile trovare delle risposte importanti. Delle soluzioni inaspettate possono rendere il lavoro più leggero. Cancro, alcuni consigli possono rallegrare chi fa parte di una coppia. Chi cerca l'amore invece deve cercare di usare un po' di più. In questo periodo l'energia è veramente al massimo. Approfittatene per fare cose nuove. Leone, la curiosità può accompagnare l'intera giornata. I single possono iniziare un flirt ed essere molto contenti. Delle belle iniziative al lavoro possono essere più coraggiose del solito. Vergine, chi ha una relazione può attraversare un periodo complicato insieme al partner. L'importante è comunicare apertamente. Il campo lavorativo risulta essere poco produttivo. Ci stanno anche i momenti di stasi. Bilancia, chi deve affrontare una nuova sfida può avere tanta ansia oggi. Dalla sfera professionale sono però in arrivo dei riconoscimenti importanti. Questa è la giornata giusta per scaricare lo stress accumulato. Scorpione, è il momento giusto per agire con decisione, soprattutto in ambito professionale. In amore c'è bisogno di maggiore chiarezza, mentre sul piano fisico l'energia è alta, ma va gestita con equilibrio. Sagittario, qualche piccola sfida potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza oggi, ma con metodo e disciplina tutto si risolve. In amore è importante non farsi prendere dall'ansia e affrontare i sentimenti con calma e ascolto profondo. Capricorno, giornata produttiva perfetta per chi vuole emergere. L'attenzione ai dettagli farà la differenza.
In amore c'è passione, ma attenzione a non trascurare il dialogo. Acquario, il lavoro richiede pazienza e costanza, ma i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore si rafforza un legame importante, mentre sul piano economico meglio ponderare ogni scelta. Pesci, giornata di riflessione e introspezione con la necessità di trovare un punto fermo nelle relazioni. Nel lavoro si consiglia di non affrettare decisioni da prendere. Oggi vi saluto con le parole di Banana Yoshimoto. Ci sono persone così, persone capaci di ricominciare infinite volte, senza paura di sbagliare. Ciao a tutte e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. Prima parte della nostra rassegna stampa, vediamo sul sito web del Corriere della Sera, la pagina pugliese ovviamente, apertura dedicata all'omicidio in discoteca a Bisceglie, sparatoria al Divine Follie, muore Filippo Scavo, forse un regolamento di conti, nel locale usati i metal detector manuali, soccorso dagli operatori del 118, l'uomo con precedenti penali è arrivato al pronto soccorso ormai senza vita, nel locale non erano in funzione i dispositivi di sicurezza utilizzati per prevenire eventuali azioni criminose. L'ipotesi è quella di un regolamento di conti tra clan baresi. La notte di terrore, il racconto di ragazzi in fuga, era pieno di gente, poteva essere una strage. Le fasi dell'omicidio nella discoteca, dicono i ragazzi che hanno assistito alla scena, non abbiamo capito subito cosa stesse succedendo, poi abbiamo visto la gente correre, urlare e spingersi per uscire. Vedremo che ovviamente su questo episodio di sangue anche gli altri quotidiani soffermano la loro attenzione. Poi quest'altro caso di presunta mala sanità, operato 2 volte per la frattura a una tibia, muore a Bari il 17enne Gianvito Pascullo, scatta l'inchiesta, 8 indagati. Il ragazzo era stato ricoverato all'ospedale San Paolo dopo un incidente in moto. E poi la polemica di queste ore, Lecce, il tatuaggio dal tono nostalgico della sindaca Adriana Poli Bortone che si fa incidere sul polso destro il simbolo dell'MSI, il partito, il Movimento Sociale, partito nel quale ha vissuto gran parte della sua carriera politica Adriana Poli Bortone, che oggi ha 82 anni e appunto ha partecipato al Lecce Tattoo Fest e ha deciso di farsi il tatuaggio in omaggio alla sua storia politica. Gallipoli, sipario sul Samsara Beach, scatta la demolizione per il lido simbolo dal divertimento, ma il gemello di Riccione va a gonfie vele. E poi il caso qui a Taranto, anche qui una questione che riguarda la sanità, Tiziana Maniscalco, morta a 51 anni durante una infusione di una terapia OGM, 5 medici indagati a Taranto. La donna, colpita da linfoma e sottoposta ad una terapia innovativa, era ricoverata all'ospedale Moscati. Ce ne siamo occupati in questi giorni anche nei nostri spazi di informazione. E poi ancora il caso del personal trainer ucciso a Foggia, rose bianche sul luogo dove è stato assassinato, l'incredulità dei cittadini, non si può vivere così. Poi c'è una notizia abbastanza curiosa, una curiosità, insomma, la Terra vista dalla stazione spaziale Artemis, l'unica città che si vede nelle foto scattate dagli astronauti è Bitonto. E adesso ci spostiamo a Repubblica Bari. Anche qui Bisceglie, la sparatoria all'ex Divine Follie, ucciso Filippo Scavo di 42 anni, aveva le tasche piene di soldi, in 2 armati nel locale, ma una pistola si è inceppata. Insomma, non è un momento felice per Bisceglie, perché qui vengono appunto ricordati gli altri episodi di questi giorni, come ad esempio la bimba rimasta uccisa da un albero caduto a causa del maltempo, e poi quel omicidio-suicidio della coppia che si stava separando, caduti insomma dal balcone del proprio appartamento. Lui prima avrebbe lanciato lei dal balcone e poi si è ucciso. Insomma, non è un bel periodo per Bisceglie. Il caso Michele Emiliano, sarà un rientro da pubblico ministero semplice, Benevento o Salerno come sede, quindi si allontana l'ipotesi che Emiliano almeno per il momento possa tornare a fare politica. E poi sempre su Repubblica, svelato il nuovo ponte girevole di Taranto, 4 motori e 2 ciclabili.
Insomma, vedremo come si evolverà questo percorso del ponte girevole, che implica anche, almeno nella fase di sostituzione, implicherà anche dei disagi per la mobilità cittadina. Ma adesso, prima di procedere con la seconda parte della nostra rassegna stampa, diamo per qualche minuto la palla a Gisberto Nicoletti. E da Biagio Antonacci alla seconda parte della nostra rassegna stampa. Apriamo la Gazzetta del Mezzogiorno, che apre sull'omicidio di Bisceglie. Disco inferno, spacciatore ucciso nel Tempio della Musica, caccia ai killer, indagini della direzione distrettuale antimafia tra la mafia barese. Il racconto, quelle notti violente della gente dei clan, sono tutti armati. In 2 sono saliti per le scale e hanno sparato. E intanto stasera a Foggia, corteo cittadino per Dino Carta, l'omicidio resta un giallo. Insomma, molta cronaca nera nei fatti di Puglia questa mattina. Ancora, ecco, una notizia che riguarda particolarmente Taranto, se ne è parlato tanto nelle ultime settimane. Svanisce il sogno museo La Garibaldi all'Indonesia, c'è l'ok della commissione parlamentare. Parliamo dell'ex portaerei, che appunto sarà ceduta alla Marina Militare dell'Indonesia. Soltanto dopo questa notizia, insomma, c'era stata un po' di mobilitazione qui a Taranto, ma oggi, ecco, ce lo spiega Marisela Massari in questo articolo della Gazzetta del Mezzogiorno, ormai c'è l'ok definitivo della commissione parlamentare, quindi addio alla portaerei che finirà alla Marina indonesiana. Poi ancora una notizia che riguarda Taranto: Giochi del Mediterraneo, altri 11 milioni di euro per i servizi tecnologici. E dalla Gazzetta passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia. Una notizia che ha riflessi sul Taranto dalla crisi e dalle guerre internazionali. Effetto Hormuz sui traffici, 3 navi portacontainer fanno scalo a Taranto. Ne parla Domenico Palmiotti all'interno del Nuovo Quotidiano di Puglia. E poi il progetto del ponte girevole, come dicevamo, 25 milioni di euro per il nuovo ponte girevole. Ecco il progetto. Ancora cronaca, questa volta a Brindisi, fuori strada sulla provinciale, l'auto si schianta e si ribalta contro un albero, grave un 60enne. Anche Quotidiano dedica spazio alla donna morta durante la terapia al Moscati, 5 medici indagati. Pretende soldi sempre a Taranto e aggredisce la madre. La donna chiama i carabinieri, 27enne arrestato nella notte. Le vicende dell'ex Ilva, nuova trattativa, a rischio c'è una quota della cassa integrazione. Lo sprofondo continua, perdite per 582 milioni da luglio a dicembre, quindi soltanto nella seconda metà dell'anno l'Ilva ha perso 582 milioni. Andiamo all'edicola che apre ancora sull'omicidio mafioso in discoteca. L'ipotesi della faida barese tra Capriati e Strisciuglio per la morte di Filippo Scavo. Freddato a colpi di pistola al Divine Club, indaga la DDA di Bari per fare luce sul delitto. Giallo e Parina per il decesso dopo l'intervento del 17enne, dubbi sul protocollo, parliamo appunto dell'episodio del quale abbiamo già accennato qualche minuto fa. E insomma, e queste sono le principali notizie che leggiamo oggi sui quotidiani cartacei e sulle pagine web dei nostri giornali. E adesso un po' di musica con Gisberto Nicoletti. E adesso parliamo di alcune contraddizioni di questa nostra città, perché nel 2026 a Taranto, devo dire non solo a Taranto, ma comunque occupiamoci per il momento delle cose di casa nostra, è ancora possibile vedere scene quotidiane di ordinaria inciviltà. Mi riferisco ad esempio a chi dalla propria auto in corsa lancia dal finestrino pacchetti vuoti di sigarette, fazzolettini. Sono scene che purtroppo hanno una frequenza piuttosto quotidiana, devo dire. Non c'è giorno in cui non capiti di assistere a scene di questo tipo, così come c'è ancora gente che lancia la spazzatura al di fuori dei cassonetti, ed è davvero mortificante, perché quando si assiste a queste scene si viene sopraffatti dallo sconforto, perché è inconcepibile che nel 2026 ci tocchi assistere ancora a queste scene di gravissima inciviltà. Però
Però a fronte di queste situazioni ci sono tante altre persone che invece mostrano un grande amore per la civiltà e soprattutto per la pulizia delle aree pubbliche. E così ieri a Cimino abbiamo vissuto un'altra giornata importante nell'ambito del progetto Miti di Mare. Una sorta di internazionale volontaria ecologista ha ripulito la costa e con persone, volontari arrivati un po' da tutto il mondo. Sentiamo. È una bellissima opportunità e pensiamo che ha molta importanza, perché talvolta quando viaggiano vedono soltanto le parti che sono turistiche, che sono fatte per loro per godere, però noi anche pensiamo che quando uno va a un posto anche può creare un impatto reale, vedere le difficoltà, non brutte, però le difficoltà, e fare qualcosa per coinvolgersi al rispetto. Io partecipo con Isola per Pulire tutti Taranto, io mi piace partecipare con Isola per Pulire tutti Taranto. La mitilicoltura si fa occasione per unire chi proviene da realtà completamente diverse nel nome dell'impegno civile e della valorizzazione della costa. Così, in una domenica di piena primavera, 100 volontari che arrivano da Spagna, Grecia, Irlanda, ma anche Afghanistan, Egitto e tante altre nazioni hanno ripulito il molo accanto alla pineta di Cimino insieme ai mitilicoltori che hanno aderito al progetto Miti di Mare. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello tenuto in via Garibaldi, tra i volontari, i migranti beneficiari del progetto LGNet 3, impegnati in percorsi di impegno civico, ma anche 38 ragazzi Erasmus Arcas Puglia. Il progetto è coordinato dalla Cooperativa Sociale Isola ed è sostenuto dal Comune di Taranto. Un momento molto importante. Ci aspettavamo una grande partecipazione non di questo tipo, e anche e soprattutto una partecipazione attiva. Basta guardarsi attorno e vedere quanta gente è intenzionata a fare il bene della città. E fortunatamente ci stanno arrivando già richieste per la partecipazione ai prossimi incontri. Saremo sempre di più e individueremo altri tratti della costa e della città per dare una mano concreta e fattiva. Tutto è partito dall'abbattimento di un molo abusivo. Il secondo passaggio, forse quello ancora più strategico per Taranto, è la collaborazione dei mitilicoltori, l'assunzione di responsabilità dei mitilicoltori, che ringrazio. È una cosa importantissima che in città si collabori fra istituzioni, associazioni e mitilicoltori. Così l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa: restituire alla città aree sottratte all'abusivismo è un obiettivo che perseguiamo con la giunta Bitetti. Intanto Francesco Marangione, mitilicoltore, sottolinea: ce la stiamo mettendo tutta per cancellare l'etichetta di abusivi. Spesso operiamo in condizioni difficili per mancanza di moli autorizzati, ma oggi dimostriamo di amare il mare. Molti rifiuti che troviamo non sono nostri scarti, ma frutto dell'inciviltà di terzi. Soddisfazione espressa intanto da Giuseppe Internò, presidente di Plastica Qua. È un momento bellissimo perché i mitilicoltori stessi ci hanno chiesto una mano per riprenderci questi spazi. Bene, che ci sia questo passo in avanti da parte dei mitilicoltori è molto importante, perché hanno non poche responsabilità sulla sporcizia che insozza le nostre coste, soprattutto appunto nelle aree dove si pratica la pesca e la mitilicoltura. Quindi accogliamo con grande favore questa disponibilità dei mitilicoltori a contribuire a mantenere la città pulita e in particolare le aree di mare interessate appunto dalla mitilicoltura. E adesso linea alla regia. Noi questa Tazzulello Caffè ce la prendiamo metaforicamente stamattina con il consigliere comunale Mirko Di Bello. Buongiorno consigliere. Buongiorno a tutti. E allora, consigliere Di Bello, parliamo di alcune situazioni che stanno preoccupando i cittadini. Lei è intervenuto più volte in questi giorni, innanzitutto per parlare di cedimenti stradali e poi per esprimere qualche dubbio sul progetto delle BRT, almeno per quanto riguarda il versante di Talsano delle cosiddette Tre Terre. Da dove vogliamo cominciare? Dai cedimenti stradali? Sì, possiamo, dai cedimenti che purtroppo sono all'ordine del giorno. Ieri un ennesimo incidente, un ragazzo che ha perso il controllo del proprio motorino ed è caduto a terra. Per fortuna indossava il casco regolarmente e non ci sono state conseguenze gravi, però lo stato delle strade purtroppo è ormai evidente sotto gli occhi di tutti i cittadini. In più si aggiungono importanti cedimenti, abbiamo visto quello l'altro giorno sulla rotatoria di Viale Magna Grecia con praticamente Viale Ionio,
dove peraltro io ho fatto un comunicato stampa chiedendo delle verifiche, perché dei racconti dicono che lì nel sottosuolo ci siano dei passaggi, chiamiamoli condotti, addirittura gallerie, qualcuno parla di gallerie della Marina Militare. Secondo me è opportuno fare delle verifiche per vedere se quelle voci sono attendibili e soprattutto se quelle gallerie sono ancora in una situazione, non ci siano cedimenti strutturali come quelli avvenute nell'idrofore dei Tamburi, ricordiamo qualche anno fa. Nell'area del mercato, ricordiamo. Quindi al di là di tutto dobbiamo rendere sicure le nostre strade, appunto perché poi verranno percorse da mezzi imponenti e pesanti come quelli delle BRT. Quindi lì dove ci sono delle criticità è bene verificare, almeno a livello precauzionale. Io ricordo, consigliere, che anche in Via Dante abbiamo avuto dei cedimenti con delle voragini che si sono aperte anche lo scorso anno, se non ricordo male, e poi la strada è stata interrotta a lungo per ripristinare, diciamo, le condizioni di sicurezza. Però appunto dobbiamo stare attenti perché Taranto è piena di cavità sotterranee. No, la nostra è una città stratificata che ha una storia importante, la conosciamo, legata appunto alla Grecia. Tante aree sono praticamente delle antiche necropoli e quindi come tali possono cedere nel tempo se non vengono fatte le giuste osservazioni tecniche. In più si aggiungono anche dei collegamenti della Marina. Ad esempio, uno certamente è quello che collega la zona di Taranto 2 all'Arsenale Nuovo, però quelle dovrebbero essere state già murate nel corso degli anni e quindi non dovrebbero rappresentare un pericolo. Delle verifiche sono opportune, almeno a livello precauzionale. Però proprio nelle ultime ore, insomma, il Comune ha fatto sapere, insomma, che le strade, quelle alle quali faceva riferimento, sono state transennate, quindi almeno questa toppa ce l'abbiamo, insomma, l'abbiamo messa. Me lo auguro. Noi avevamo fatto un emendamento chiedendo di destinare 120.000 euro, che rispetto alla situazione critica delle nostre strade è poca cosa, però ci fu risposto in Consiglio Comunale che i fondi, la coperta era poca, era stretta e che quei fondi non potevano essere spostati, quindi ci chiediamo dove andremo di questo passo. Parliamo delle BRT. E allora, BRT. Quali sono le sue preoccupazioni o le sue perplessità quantomeno? Allora, la preoccupazione è legata molto al taglio degli alberi, e l'abbiamo detto più volte, e quindi riuscire a salvare quante più specie di alberi possibile, perché lo sviluppo e la tecnologia, il progresso non può sacrificare quello che è il patrimonio arboreo della città. Inoltre il peso e la grandezza di questi maxi pullman, parliamo appunto di quasi 19 metri di lunghezza per 2,55 metri di larghezza, e un peso a pieno carico di 35 tonnellate che in alcune zone appunto potrebbero rappresentare un preoccupazione, un pensiero. Si parla appunto della ringhiera di Taranto Vecchia. Ne parleremo con Nello Di Gregorio più tardi di questo. Ah, perfetto. E ovviamente il pensiero va alle Tre Terre, via Mediterraneo, dove la fermata praticamente abbandona nel vero senso della parola il cittadino, e si pensa anche al cittadino affetto da disabilità motorie, e praticamente senza avere poi il marciapiede per poter percorrere in sicurezza il pezzo di strada che poi lo condurrà ad altre fermate dei pullman, perché sappiamo che la BRT collegherà dei punti ma non è ramificata, e quindi poi necessariamente bisognerà prendere dei mezzi alternativi, sempre pubblici o privati, per poter raggiungere poi i punti di interesse. Grazie consigliere Di Bello. E di fronte a queste preoccupazioni che sono molto diffuse in città, noi ci auguriamo che le BRT funzionino per il meglio e che davvero rappresentino una svolta, ma a volte ci auguriamo di non dover giungere alla conclusione che prevenire è sempre meglio che curare. Ecco, ci auguriamo. Le criticità si può intervenire in maniera tale che poi le criticità non diventino insuperabili dopo. Ecco, siamo in una fase progettuale di messa in opera, quindi ora possiamo intervenire in maniera concreta.
Grazie consigliere Di Bello, e ci auguriamo che appunto questi progetti servano davvero a portare benefici alla città e non solo ai progettisti e agli appaltatori. Grazie consigliere Di Bello, e adesso linea alla regia. Di nuovo in studio per il Buongiorno Taranto d'inizio settimana, e allora ci avviciniamo a grandi passi verso i Giochi del Mediterraneo, ma intanto buone notizie arrivano dalla Regione, che stanzia ulteriori risorse per gli eventi sportivi. Sentiamo di cosa si tratta. La Regione Puglia stanzia quasi 1,5 milioni di euro per i grandi eventi sportivi in Puglia. Lo annuncia il consigliere regionale Cosimo Borracino, che dice: come Regione Puglia abbiamo deciso di stanziare un importante finanziamento che contribuirà a sostenere la realizzazione dei grandi eventi sportivi in Puglia. L'avviso Grandi Eventi Sportivi Puglia 2026 si avvale di una dotazione finanziaria complessiva pari a 1.400.000 euro e incentiva la promozione del turismo sportivo attraverso eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale realizzati in Puglia dal 1 gennaio del 2026 al 31 dicembre dello stesso anno. I soggetti che possono partecipare, fatta esclusione per le associazioni di promozione sociale e parrocchie, sono suddivise nelle seguenti tipologie. Tipologia A e B: federazioni sportive nazionali ed internazionali riconosciute dal CONI e dal CIP, ovvero sedi territoriali pugliesi delle federazioni sportive nazionali nonché discipline sportive associate. Società e associazioni sportive dilettantistiche esclusivamente in qualità di soggetti espressamente delegati dalle federazioni sportive di riferimento quali organizzatori dell'evento, ed enti pubblici pugliesi. Poi la tipologia C: in tal caso la sede legale e operativa deve trovarsi in Puglia e dunque sono le federazioni sportive nazionali ed internazionali, ovvero sedi territoriali pugliesi delle federazioni sportive nazionali nonché discipline sportive associate. Enti pubblici, società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva. Gli importi massimi del contributo sono così suddivisi: tipologia A: nazionale 50.000 euro, europeo mondiale 100.000 euro; tipologia B: nazionale 30.000 euro, europeo mondiale 50.000, tipologia C 20.000 euro. L'invio delle istanze potrà essere inoltrato a partire dalle 10 del 21 aprile e fino alle 10 del 19 maggio. accedendo alla piattaforma moduli.regione.puglia.it. Bene, e adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti per un po' di musica. E dopo aver parlato delle BRT nell'area di Talsano, delle disfunzioni che si stanno registrando e che ci stanno segnalando, ne abbiamo parlato col consigliere comunale Mirko Di Bello, adesso spostiamoci in Cittavecchia, dove le preoccupazioni sui cantieri delle BRT le sta sollevando da ormai diverso tempo Nello De Gregorio, presidente di Nobilissima Taranto. Buongiorno Nello. Buongiorno a voi. E allora Nello, cosa sta accadendo? Ti stai soffermando sui lavori dietro la ringhiera? Sì, sta accadendo che noi in realtà abbiamo saputo del tracciato sulla ringhiera da circa un anno, perché il tracciato originario non prevedeva il passaggio sulla ringhiera, ma prevedeva il doppio senso di marcia lungo via Garibaldi. E ad un certo punto è venuto fuori questo nuovo tracciato che inizialmente abbiamo sempre guardato con una certa preoccupazione, ma prevalentemente legata al disvalore che introduceva quel passaggio rispetto ad un waterfront che invece paradossalmente sta per essere rivalutato attraverso il progetto di restyling delle mura aragonesi. Ma Nello, tu ti sei preoccupato per possibili cedimenti strutturali, giusto? Dopodiché, a parte questa problematica di tipo paesaggistica, è venuto fuori via via l'attenzione sulla possibilità che quel tratto di ringhiera non possa reggere un peso notevole come quello rappresentato dai bus BRT, che a pieno carico, non dimentichiamo, raggiungono circa 32 tonnellate. La ringhiera è
una parte di territorio dove c'è il riempimento e dove sotto è pieno di vuoti. Io ho indicato, tra l'altro li conosco tutti perché insomma, li gestiamo ormai da una vita dal punto di vista turistico, circa 12 ambienti ipogei che rappresentano dei vuoti. E in più qualche settimana fa, durante i lavori della condotta dello scarico delle acque, hanno ceduto le volte dell'ipogeo di Palazzo Amati. Quindi se già in una operazione di questo tipo ci sono stati dei cedimenti, figuriamoci col passaggio. Allora noi cosa chiediamo? A parte la critica di fondo, di principio al passaggio della linea BRT sulla ringhiera, ma se proprio insistete, noi vogliamo che il tutto venga corredato da uno studio geognostico e geostrutturale che dimostri scientificamente che quella parte di territorio può reggere il passaggio della BRT, sino a quando non ci sarà uno studio di questo tipo e, avendolo chiesto e non avendo ricevuto mai risposta, presumiamo che non è stato mai fatto, fino a quando non ci sarà, noi ci opporremo. Ed è evidente che al trascorrere di qualche settimana, se dovessero cominciare i lavori di tracciamento e questo studio non c'è e le risposte scientifiche non ci sono, non ci sarà a quel punto motivo di non ricorrere al magistrato per chiedere l'immediato blocco dei lavori. Grazie Nello Di Gregorio, molto chiaro, esplicito e senza fronzoli come al solito, e torneremo ovviamente ad occuparci di queste preoccupazioni relative ai cantieri delle BRT. Intanto, buona giornata. Grazie Nello Di Gregorio. E intanto vediamo cosa ci propone il menù musicale che ha preparato stamattina per noi Gisberto Nicoletti. Madame, una delle autrici più interessanti della scena musicale italiana contemporanea. Ma adesso ci spostiamo a Statte, dove si è svolta una bellissima iniziativa che aveva come obiettivo quello della inclusione sociale e in particolare per chi è affetto da spettro autistico. Vediamo. Il colore del mare per l'edizione 2026 dell'Autism Mob. Protagoniste le persone con disturbi dello spettro autistico nella Biopiazza di Statte, per una manifestazione organizzata attorno all'obiettivo di realizzare concretamente l'inclusione utilizzando lo straordinario strumento dello sport. Autism Mob ha una rete straordinaria, anche quest'anno hanno aderito più di 30 associazioni, non solo stattesi ma anche della provincia di Taranto, che collaborano con noi con l'elaborazione di tantissimi laboratori ricreativi. Momento centrale dell'evento il flash mob che si è svolto sulle note della canzone Italia Starter Pack di J-Ax. Alessandro, un nostro ragazzo autistico, ha scelto come brano quello di J-Ax, Italia Starter Park, e ci stupisce proprio perché ogni anno sceglie un brano con un significato profondo che ben rispecchia la nostra tematica. J-Ax critica quel pacchetto di stereotipi della nostra società, che è un pacchetto che ben conoscono i nostri ragazzi, perché talvolta si trovano a vivere in questa società con molte etichette. Autism Mob 2026 è patrocinato dal Comune di Statte, dal Comitato Italiano Paraolimpico, dalla Regione Puglia, dal Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, dal CSV Taranto ETS, dal Team Puglia Special Olympics Italia, dal CONI e da ACES Italia. Loro sono la loro ottava edizione, noi alla prima collaborazione con loro e questo ci onora tantissimo, quindi felici di arricchire con Special Olympics questa piazza.
Che bello vedere piazze così piene per disintegrare gli stereotipi anche attraverso la musica e lo sport. E adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti. E ora occupiamoci di sanità, in particolare della vicenda che riguarda il CUP, il Centro Unico di Prenotazioni, finito al centro di una tempesta anche giudiziaria, perché c'è un'inchiesta in corso appunto sugli accessi anomali alla piattaforma informatica delle prenotazioni, e però tutti i lavoratori si sentono un po' colpiti da questa situazione, si sentono un po' criminalizzati. C'è il timore che Sanità Service, che è appunto la società in house che gestisce questo servizio, possa essere in qualche modo danneggiata da questa vicenda. Oggi pomeriggio c'è una iniziativa proprio dei lavoratori e ne parliamo con Emiliano Messina, segretario della FIALS. Buongiorno Messina. Buongiorno a tutti. E allora, cosa sta accadendo? Il CUP, i lavoratori sono un po' destabilizzati da quello che da qualche mese a questa parte si sta verificando, no? In realtà non è soltanto un problema del CUP, nel senso che è esploso il problema del CUP, come sappiamo ci sono delle indagini in corso e speriamo che a breve facciano capire a noi, ai lavoratori, a tutti i cittadini quello che è successo e quali sono i livelli di responsabilità. Il problema vero è che viene messo in discussione tutto l'impianto della Sanità Service, che è la cosa sbagliata e per il quale noi oggi facciamo un'assemblea di tutti i lavoratori della Sanità Service, perché in cui abbiamo invitato anche il presidente della regione e l'assessore alla sanità, che speriamo vengano e non perdano l'opportunità di venire anche a incontrare le organizzazioni sindacali e i lavoratori. Ecco, dove fate questa iniziativa? Dove fate questa iniziativa a Messina? La facciamo all'Hotel Salina alle 16 oggi pomeriggio e tutti i lavoratori ovviamente parteciperanno in massa perché sono fortemente preoccupati rispetto al futuro delle Sanità Service, perché non c'è solo, ripeto, la questione del CUP, ma un mese fa è stato detto che le Sanità Service devono stoppare assunzioni e tutte le iniziative, perché ci devono vedere chiaro anche rispetto a quello che è il buco economico che, come sappiamo, di 360 milioni di euro c'è in Regione Puglia. Ecco, a proposito di noi questo, non ci fermeremo. A proposito di questo, l'assessore Pentassuglia ha già chiarito che appunto si metterà a mano al portafoglio dei cittadini con l'aumento dell'IRPEF, giusto? Ha detto questa cosa, noi non siamo assolutamente d'accordo, perché poi dobbiamo tenere in considerazione una serie di elementi. Allora, la sanità a Taranto è una sanità che è stata fortemente penalizzata in tutti questi anni. Adesso non voglio fare polemica rispetto a chi ha governato in tutti questi anni e a chi stava in regione, ma non è una cosa nuova il buco che si è determinato alla sanità, e bisogna tenere in considerazione però che Taranto, rispetto alle altre province, al posto di avere 1300 posti come previsto, posti letto, ne ha 700-800, il che significa che abbiamo 500 posti letto in meno. Questo determina un problema per ciò che riguarda la mobilità passiva. Taranto è la provincia che ha il problema delle patologie cronico-degenerative e anche questo determina una spesa farmaceutica maggiore. E per quanto riguarda le Sanità Service, Taranto è la provincia che non ha delle consulenze esterne che sono un costo importante, cosa che hanno le altre province. E allora ci venissero a dire da chi e dove è stato determinato questo buco economico, perché non mi sembra giusto che si spalmi l'IRPEF su tutti i cittadini e poi i servizi invece vengono dati maggiormente in altre province. Speriamo che l'assessore Pentassuglia, che è un assessore del nostro territorio, tenga in considerazione questi elementi. Per tornare al CUP, diciamo che c'è l'inchiesta giornalistica che continua ad andare avanti e vengono fuori sempre elementi di novità che destano un po' di preoccupazione. Ecco, però appunto, come dicevamo all'inizio, non bisogna poi fare di tutte l'erba un fascio, perché se ci sono responsabilità è giusto che queste responsabilità vengano perseguite, ma non bisogna poi criminalizzare tutti i lavoratori del CUP. Assolutamente, perché a quello che ci è dato sapere, ma come giustamente ha detto lei, da quelle che sono delle indagini giornalistiche, sembra che una minima parte dei lavoratori del CUP ha avuto questo comportamento, e quindi siamo convinti che sia l'azienda e sia la magistratura
faranno il loro corso e puniranno chi ha commesso queste illegalità, perché poi non si può parlare di errori, ma si deve parlare e utilizzare i termini giusti. È ovvio che poi bisognerà andare avanti anche su che cosa c'è dietro questo aspetto. Anche perché diciamo che i lavoratori del CUP, quelli eventualmente coinvolti in questa faccenda, sarebbero il terminale probabilmente di una catena un po' più lunga che arriva un po' più in alto. Probabilmente sì, e questo è il motivo per il quale c'è un problema legato a questi lavoratori infedeli, ma c'è un problema legato anche probabilmente a qualcos'altro. Grazie Emiliano Messina, segretario della FIALS, e oggi pomeriggio seguiremo sicuramente questa assemblea dei lavoratori sanità service. Grazie ancora Messina, e adesso ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia. E ieri mattina Piazza Immacolata, nel pieno centro di Taranto, è stata invasa da splendidi modelli di auto d'epoca. Sentiamo cosa si è fatto ieri mattina, quale bellissima iniziativa, sentiamo appunto i dettagli. Piazza Maria Immacolata si è trasformata in una macchina del tempo per la 25esima edizione del raduno di auto d'epoca, un evento che è ormai un'istituzione per la città. 100 gioielli su 4 ruote arrivati non solo dalla Puglia ma anche dalla Basilicata, dalla Campania e dal resto d'Italia. Non è solo una mostra, è un atto d'amore per quella cultura motoristica fatta di odore di benzina e linee che hanno fatto la storia. Vecchie 500, Ferrari, Maggioloni, Alfa anni 70 e non solo, come ha raccontato Pierluigi Borgia, presidente del Ferrari Club di Taranto. Ed è un incontro, a mio avviso, che tende anche a dare l'occhiolino alla cultura motoristica. Ci sono tanti ragazzi, bimbi che non hanno mai visto questi mezzi particolari e straordinari, e noi, grazie all'amministrazione comunale e grazie agli amici, agli sponsor e alla passione di tutti quanti i motoristi d'epoca di Taranto e provincia, e non solo, qui c'è gente che viene da Potenza, da Caserta, possiamo realizzare questo tipo di manifestazione. L'evento, organizzato dalla Ferrari Club di Taranto con il supporto dell'amministrazione comunale, ha puntato tutto sulla gratuità e sulla condivisione. Un incontro tra amici che però attira collezionisti da Potenza e Caserta pronti a lucidare le proprie creature per il pubblico ionico. Sono come dei figli, anzi i figli ogni tanto fanno quello che vuoi tu, loro ti lasciano a terra con la batteria, può capitare qualche altra cosa, ma se si ha la giusta cura ti ringraziano sempre con modo particolare, con il loro odore, con il loro sound, con il loro modo di accarezzarti, con quelle promature che adesso non si fanno più. È stata una domenica di primavera ricca di iniziative, anche quella del Lions Club, con una iniziativa appunto di inclusione e solidarietà, con una serie di screening gratuiti. Sentiamo. Screening gratuiti per la cittadinanza, cosa possono fare i cittadini qui? Gli screening sono dei più svariati, si va dallo screening del diabete a quello audiometrico, quello odontoiatrico, insomma sono tante attività di screening organizzati gratuitamente da tutti i club della città di Taranto, oltre al club di San Giorgio e oltre ai club dei Leo. Il Lions Day è un momento importante per l'associazione, è un momento che consente a tutti i Lions di scendere in piazza, di presentarsi, di farsi conoscere e di far sapere a tutti quali sono le attività di service che i Lions compiono, solo ed esclusivamente a favore di tutti coloro che vivono nel bisogno. Quali sono le attività e come i cittadini possono trovare negli altri giorni? Le attività sono solitamente quelle che si svolgono in questi contesti, ma tuttavia i Lions, nel momento in cui c'è da intervenire, perché evidentemente ci sono delle richieste di ausilio a persone che hanno bisogno, possono in qualsiasi momento sapere dove trovarci, e noi possiamo intervenire in ogni modo. Tra le tante attività ci sono quelle di sostegno anche alle parrocchie, alle associazioni di disabilità, ai portatori ai non vedenti, ecco, tra le tante
attività che i Lions svolgono. In passato i club proprio della città di Taranto hanno acquistato e donato un cane guida che poi per una pura casualità, ma è una casualità bellissima, è arrivato ad un non vedente tarantino. Ecco, è questo quello che i Lions fanno, lo fanno gratuitamente, lo fanno per spirito di servizio e, torno a ripetere, a favore di coloro che vivono nel bisogno. Bene, siamo ormai giunti al termine di questa prima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Prima di salutarci, però, vi ricordo i nostri appuntamenti dell'informazione di Cittadella TV. Alle 10 Annette con Partecipiamo Taranto, poi alle 14 il telegiornale Cittadella News, alle 15 Onda Rosso Blu, il programma di approfondimento sportivo con Francesco Friuli, e poi alle 19 Rosso di Sera, il nostro spazio di approfondimento sui temi del momento e sui fatti del giorno. Bene, siamo proprio al termine, grazie a tutti per l'attenzione e adesso linea alla regia.